Ciao ragazzi, benvenuti nella Biblioteca Geologica della Lessinia. Sapete perché vi dico questo? Perché qui nella montagna veronese la roccia parla, racconta di una storia antichissima iniziata fra i 70 e i 95 milioni di anni fa, quando qui, dove mi trovo adesso, c'era un mare tropicale. Io oggi sarei su un fondale marino e magari anche circondato da vulcani, quindi un ambiente particolarmente tumultuoso, impensabile quasi se raffrontato all'amenità del paesaggio di oggi. Ebbene, questa storia antichissima continua ancora oggi ad essere raccontata dalla pietra della Lessinia, il materiale, l'elemento che forse maggiormente contraddistingue questo territorio, sia perché per l'appunto ne incorpora la memoria geologica, sia perché ha rappresentato una fonte di sopravvivenza vitale per decine e decine di generazioni che nella pietra hanno trovato un tetto per le loro abitazioni, il recinto per gli animali, il confine della proprietà e molto altro ancora. Mi trovo attualmente a Schioppo, frazione di Negrar, vicino a Fane e vicino a Sant'Anna del Faedo, insomma nel cuore della zona tipica di estrazione della pietra della Lessinia. E qui sono ancora le famiglie a svolgere questo lavoro, famiglie come i Guardini che oggi vi faccio conoscere, che questo lavoro per l'appunto lo svolgono ormai da decenni. E per loro ogni giorno entrare in cava significa ripercorrere la storia della loro terra, ovvero la Lessinia. Quello che noi vediamo in questa dimostrazione sarebbe il banco della cava della pietra della Lessinia. La peculiarità di questo materiale è che è come immaginiamo un libro e ci sono vari fogli, vediamo i vari strati, 1, 2, 3, vanno da 4-5 centimetri fino, quando siamo in fondo alla bancata, fino a 35-40 centimetri. Ogni strato ha una caratteristica e ha una finalità e naturalmente ha anche un nome. Per esempio, questo strato è uno strato bianco molto pregiato, si chiama secciaretto. Questo è uno strato rosa e si chiama lastra del secciaretto, lastra del secciar in dialetto. Qui invece abbiamo una serie di strati sottili che servono per fare pavimentazioni di cortili, pavimentazioni di giardini e si chiamano stelari. Sarebbero gli stelari della Stopegna perché questa è la Stopegna, un altro strato pregiato che si può usare in tantissimi modi. Si può usare sia per fare il pavimento interno di una villa oppure per fare il tetto di una casa, che qui da noi in Lessinia tutte le case, specialmente nel nostro comune, hanno l'obbligo di avere il tetto in pietra per mantenere la tradizione. E qui dove siamo? Qui siamo nel comune di Sant'Anna, località Casalino, e qua c'era la prima cava della mia esperienza lavorativa. Io quando avevo 15 anni venivo qua ad aiutare i vecchi cavatori dell'epoca e a imparare il mestiere. Non sembra neanche? No, infatti questo è anche uno dei ripristini più belli, diciamo, nel mondo delle cave, perché qui addirittura abbiamo ripristinato facendo un lavoro migliorativo di quello che era in origine, facendo delle balze in modo che possa essere utilizzato dal punto di vista agricolo in maniera migliore di prima. Abbiamo salvaguardato i boschi che circondano la cava e abbiamo creato dei piani, dei leggeri dislivelli per poter tagliare l'erba, portare le mucche e tutto quello che riguarda il lavoro agricolo. Voi come cavatori so che ci sono delle regole particolarmente rigide e severe, non potete fare quello che volete. No, assolutamente no. Quando facciamo la richiesta di aprire una cava, la cosa più importante nel progetto è proprio il ripristino e la cosa più importante è anche quella più controllata, perché è importante che il territorio venga ripristinato come era in origine o come in questo caso anche in maniera migliore, proprio per salvaguardare l'ambiente, che è la cosa più importante. Alla pietra buona, quella da cavare, quella da estrarre, non è che ci si arriva subito.
In genere per arrivare al cosiddetto banco, ovvero alle stratificazioni, perché ricordiamo che la pietra della Lessinia è un materiale sedimentario, occorre togliere tutto quello che ci sta sopra, ovvero il cosiddetto cappellaccio. Il cappellaccio è fatto di terriccio e di pietrame vario che poi avrà un utilizzo per così dire marginale, in genere viene utilizzato per i fondi stradali oppure per il successivo ripristino. Una volta tolto il cappellaccio si arriva quindi al banco e gli operatori si trovano di fronte a un vero e proprio pavimento di pietra della Lessinia che si inizia quindi a sezionare, ovvero a tagliare a quadrettoni o a grandi rettangoli con l'ausilio di una sega. Dopodiché si procede all'estrazione delle lastre per poi essere trasportate in laboratorio. Anticamente tutto si svolgeva con mazze, martelli e cunei che sollevavano il lastrone e poi veniva trasportato con l'ausilio di rulli di legno che permettevano il trascinamento verso il laboratorio. Oggi ovviamente non si fa più così perché la modernità dei martelli pneumatici e dei muletti consente di sveltire e di agevolare e di molto il lavoro. E questa stessa tecnologia, questa stessa modernità si ravvisa anche una volta giunti al laboratorio, dove le varie fasi di produzione, dal taglio in avanti, ovviamente vengono agevolate dall'inserimento della computerizzazione e dell'automazione anche manuale. Ma la componente umana, nonostante l'ingresso della tecnologia, recita sempre e ancora oggi un ruolo insostituibile. Con l'avvento delle tecnologie moderne diciamo che quasi tutta la segagione è automatizzata tramite l'utilizzo di o grosse frese con dei dischi molto grandi oppure dei telai a multilama o anche a lama singola. Noi utilizziamo tutte queste tecnologie. Poi diciamo che invece da un punto di vista di finitura finale, questa avviene quasi sempre attraverso la manualità e l'abilità del finitore che va a completare le opere. Non è tutto automatizzabile. No, non è tutto automatizzabile, diciamo che l'automatizzazione, la tecnologia, l'informatica, i nuovi anche figure come possono essere i tecnici che utilizzano disegni CAD-CAM hanno dato una svolta importantissima al nostro lavoro in quanto ci permettono di produrre molto più materiale, fare cose molto più complicate nel minor tempo possibile anche con costi ridotti. Però alla fine quando si parla proprio del prodotto finale quasi sempre deve essere comunque finito a mano dal finitore, come ho detto prima. E sono poche diciamo le lavorazioni, cioè i materiali o comunque le commesse dove non prende mano la manualità dell'uomo. Diciamo che il suo valore storico e culturale è innegabile. Rimane il fatto che comunque l'avvento di, appunto, come dicevo prima, nuove tecnologie e di conseguenza di nuovi materiali, di nuovi mode, tutto il mondo si evolve sempre, la nostra abilità futura sarà quella di cercare di continuare ad innovarsi, a riproporre questo materiale mantenendo la sua unicità, diciamo, la sua storicità, il suo pregio, però anche facendo vedere a architetti, a progettisti, a impresari, insomma a tutte le persone del settore che possono dare un enorme contributo al nostro settore, che è un materiale che può adattarsi anche a cose un po' più elevate, un po' più di pregio. La storia di questa azienda è iniziata, come del resto è successo per altre realtà del territorio, grazie all'intraprendenza dei fondatori Delio e Danilo Guardini, che avviarono questa attività diversi decenni fa, dando così un futuro e un lavoro alle rispettive famiglie che ancora oggi sono presenti qui, perché iniziarono loro, poi subentrarono i figli e adesso sono arrivati anche i nipoti, quindi siamo alla terza generazione. Ovviamente all'inizio i numeri erano ben diversi perché si trattava di loro due più qualche altro collaboratore, poi via via le cose sono cresciute e adesso i Guardini danno lavoro a una ventina di persone ed è la realtà più importante di tutto questo comprensorio. Ed è il frutto di un'evoluzione che non si è mai fermata, che è stata caratterizzata dall'investimento in ricerca, in sviluppo, in nuove applicazioni per quello che è l'oro di questa terra, ovvero la pietra della Lessinia. Come si impara a interpretare e a capire quindi la pietra? Allora, negli anni 90 siamo stati la prima azienda
ad iniziare a produrre le lastre da telaio. Questo ci ha permesso di passare a un ragionamento di produzione molto più simile a quello del marmo rispetto alla pietra, quindi riuscire ad avere la visione del materiale sulle grandi superfici e poterlo poi lavorare con tecnologie moderne e utilizzarlo appunto come se fosse un marmo, non più solo una pietra per fare i muretti o i tetti o le cose rustiche, ma anche per fare elementi di arredo molto importanti. È stato un passaggio obbligato? È stato un passaggio obbligato in una fase dell'azienda di espansione, quindi non era più sufficiente il mercato locale delle piccole imprese o dei piccoli lavori, ma necessitavamo di mercati più ampi e quindi applicazioni maggiori del materiale. Quindi questo vi ha anche indotti a sviluppare un'attività di ricerca? Certo, abbiamo fatto comunque anni in cui abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto degli sbagli, abbiamo acquisito conoscenze e esperienze che adesso ci permettono di gestire commesse di qualsiasi tipo con molta semplicità. Quello della pietra della Lessinia è un mondo fatto di tante specificità e quindi anche di tante professionalità che ne caratterizzano le varie fasi del processo produttivo. E un ruolo importante per la valorizzazione di questo materiale è stato dato sicuramente dai grandi architetti che ne hanno colto l'essenza e che hanno voluto adottarla per le loro varie opere. Pensiamo a Carlo Scarpa o a Libero Cecchini, l'architetto della ricostruzione della Verona del secondo dopoguerra, e poi Mario Botta, Paolo Porteghesi, insomma firme di altissimo livello. Perché hanno scelto la pietra della Lessinia? Proprio per alcune caratteristiche specifiche che la rendono unica, come sentirete tra poco, e che hanno determinato la grandezza di questa pietra anche nelle scelte che sono state fatte nella storia di Verona per l'arredo urbano della nostra splendida città. Sicuramente si continuerà a utilizzarla grazie a delle caratteristiche che sono molto importanti. La prima è la resistenza al gelo e la resistenza alla compressione, per cui è un materiale che può essere utilizzato all'esterno, nelle piazze e anche in piazze carrabili. Per cui è un materiale ingelivo che viene abbinato spesso al porfido e che può sostituire anche il porfido. Altro fattore importante per cui è molto apprezzata dagli architetti e poi dai committenti è il colore caldo, queste sue sfumature che vanno dal bianco al rosa scuro, a rosa chiaro, per cui è apprezzata per le tonalità calde, e poi è apprezzata soprattutto perché si possono eseguire anche elementi di grandi dimensioni. Questa è una caratteristica molto importante perché sono pochi i marmi o le pietre con cui si possono realizzare grandi dimensioni. Invece è proprio una caratteristica della pietra della Lessinia di non avere rotture e per cui si possono estrarre elementi di grandi dimensioni. Basta guardare le pavimentazioni antiche nel centro storico di Verona, dove si vedono questi, come pavimentazione, questi lastroni che sono anche di 2 metri, 3 metri per 1 metro e mezzo, per cui una cosa forse unica, direi, nel suo genere. In Lessinia non ci sono multinazionali legate alla pietra. Il lavoro ancora oggi viene fatto praticamente in maniera esclusiva dalle famiglie. Sono loro che continuano a portare avanti questo lavoro ereditato dagli avi con tutti gli antichi insegnamenti che poi ovviamente sono stati adattati ai tempi odierni. E anche per i guardini entrare in cava o in laboratorio significa perpetuare una tradizione. Tu perché sei qui, Nicolò? Allora, io sono qui perché la ditta è una ditta di famiglia. Io sono stato un po', diciamo, anche pilotato verso questo mondo, però lo vivo fin da quando ero bambino. Qua venivo anche a giocare con mio cugino, ci nascondevamo, giocavamo, e quindi un po' l'ho sempre vissuto, sempre visto i muletti girare, le ruspe, i camion, perché abitando proprio qui nelle case vicine alla segheria, diciamo, è sempre stato un po' il mio mondo. Essere qua significa portare avanti una tradizione del territorio, perché ricordiamoci che parliamo di un materiale storico,
portare avanti anche la tradizione della famiglia, perché l'attività è stata iniziata da mio zio e da mio papà, per cui siamo la seconda generazione, adesso sta entrando la terza generazione e questa è una bella cosa, vedere un'attività che prospera e va avanti. In questo momento storico dell'azienda dove sono arrivato io fino adesso ho anche la felicità e la soddisfazione di vedere in azienda ben 5 ragazzi della terza generazione che stanno già lavorando al mio fianco all'interno nei vari settori produttivi e quindi questo mi fa essere fiducioso per un proseguo del futuro dell'azienda. Quanti guardini ci sono in azienda? Adesso siamo in 9, Su un totale di? su un totale di 19 persone. Per me questo lavoro è anche un po' la mia vita. Ho cominciato giovanissimo, a 14 anni, finita la terza media, non vedevo l'ora di andare a casa da scuola per andare sul lavoro, sul cantiere con mio papà. Lì mi sono appassionato a questo lavoro e anche adesso, a distanza di tantissimi anni, forse dico una cosa un po' strana, ma per me il lunedì è il giorno più bello della settimana. Perché mi riaddentro, ritorno a concentrarmi sul mio lavoro, che è anche la passione della mia vita, e di conseguenza non mi pesa assolutamente. Spero che con la mia esperienza e con quello che cerco di trasmettere ai miei figli, anche loro acquisiscano questa passione, perché lavorare con piacere è sicuramente una cosa molto importante.